Lasciate che i bambini vengano a me. La frase del Vangelo secondo Matteo si adatta a quanto avvenuto ieri ad Agrigento, protagonisti proprio i bambini, scesi per strada portando in spalla una piccola statua di San Calogero, per una processione che secondo l'innocenza dei bambini avrebbe compensato la cancellazione della festa. Ma così non è stato, non per colpa dei ragazzini, ma di quel centinaio di adulti che in pratica hanno rovinato un momento che poteva starci senza nulla togliere alla disposizione emessa in occasione della ricorrenza. L'iniziativa dei bambini per qualcuno è stata strumentalizzata nel nome di una devozione che riteniamo non sia giustificata in questo momento, o almeno non così. E adesso saranno i grandi, uomini e donne, che in barba al pericolo e ai divieti hanno facilmente formato assembramenti davanti al santuario. Saranno loro a rispondere di quanto accaduto ieri. Non si può certo dire che è stata la devozione a far rischiare la denuncia, ma la troppa leggerezza nell'affrontare la questione. E a proposito, non si può sorvolare sugli assembramenti che si verificano al Lido di San Leone, lontano cioè dal santuario di Piazza Vittorio Emanuele, che intanto continuerà a restare chiuso fino a domenica prossima. Dal venerdì santo, con il Cristo morto nelle chiese chiuse, alle prime domeniche di luglio ad Agrigento, con l'unica chiesa chiusa. L'esortazione al Santo Nero perché aiuti ad uscire definitivamente fuori dal pericolo è l'unica cosa che in questo momento rimane da fare.